Tantissima emozione e tanto onore per il fatto che abbia vinto un racconto di denuncia. Pensieri e parole piene di emozione. Eva Mascolino, 20 anni, da Catania, col suo racconto dal titolo evocativo Je suis Charlie, viene proclamata vincitrice della sezione giovani del Premio Campiello 2015. Ma è sul palcoscenico pieno di fascino e di storia del Teatro La Fenice che in diretta su Antenna 3 questa sera viene eletto il vincitore della 53esima edizione del Premio Letterario Veneziano. Conducono la cerimonia per il terzo anno consecutivo Neri Marco Re e Geppi Cucciari, che mettono il dito nella piaga. L'Italia non investe abbastanza nella cultura. La cultura si autosostiene anche se ci si crede, il problema è che se la si soffoca non riesce poi a venire fuori. Quindi... Ci viene soffocata? Sì. E molto spesso le iniziative del singolo in qualche modo pongono riparo a quello che non arriva dall'alto, dalle istituzioni. È l'ora della verità. 300 lettori anonimi hanno selezionato una cinquina di autori, 4 uomini e una donna, che si contenderanno il primo premio con un meccanismo che garantisce l'imparzialità. Il nostro premio è diventato famoso e dà molta credibilità perché non è gestibile da nessuno. 300 lettori che sono un campione poi di umanità italiana, umanità che legge, e quindi dobbiamo affidarci poi al suo giudizio, e sono assolutamente convinto che sarà un giudizio giusto. La sensazione è quella di stare in uno dei pochi premi letterari effettivamente, diciamo, puliti che ci sono in Italia, e vediamo che cosa succede di questa avventura. È un premio prestigiosissimo a cui è un onore partecipare, quindi è una boccata di ossigeno anche per gli autori. Sì, il premio Campiello, la sua trasparenza è un tonico, sì, un balsamo per lo scrittore. Sì. Io sono un esordiente, questo è il mio primo romanzo, e ritrovarmi in cinquina insieme a scrittori che hanno già pubblicato altri romanzi è significativo per me, ma significativo anche per il premio, cioè un premio pulito. Venezia, col Festival del Cinema, con la Biennale, con il Premio Campiello, ancora una volta racconta storie, trasmette emozioni, ma soprattutto produce arte e cultura. Se uno guardasse il Campiello attraverso gli ultimi 40 anni, adesso ne ha 53 di anni, ma entro questo mezzo secolo il Campiello rappresenta l'Italia in un modo straordinario.